Sulla politica veneta incombe il 150° anniversario del plebiscito di annessione del Veneto all'Italia e ai consiglieri regionali del PD non è piaciuta l'iniziativa del presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti, che nelle scorse settimane aveva deciso di donare alle biblioteche del Veneto il libro inchiesta di Ettore Beggiato, 1866, La grande truffa. Il referendum del 21 e 22 ottobre di 150 anni fa, secondo gli esponenti democratici, andrebbe invece festeggiato, nonostante si fosse trattato di una votazione palesemente truccata. Non siamo per la censura e l'eliminazione di testi, puntualizzano i consiglieri PD, ma contestiamo la scelta di diffondere una voce unica e non confrontarla con altre visioni. Non ci permettiamo di negare che ci siano stati dei problemi, non ci permettiamo di dire che è tutto falso quello che viene detto in un libro, ma ci permettiamo di dire che è molto parziale andare a sposare una causa magari per motivi legati alla propria fede politica e partitica e non guardare invece ad altri dati che la storia ci consegna. La storia ci consegna dei dati chiari e quindi la richiesta è solo quella del confronto e di festeggiare in modo dignitoso questi 150 anni che non possono essere negati interpretando solo, una visione piuttosto che un'altra. Negare il plebiscito significherebbe tradire le fondamenta stesse del nostro Stato, argomentano i democratici, chiedendo al presidente Ciambetti di distribuire nelle biblioteche anche un volume sul contributo dei veneti alle milizie garibaldine durante il Risorgimento.